È in partenza il ciclo di incontri Donne al lavoro. Come nasce l'idea e come si svilupperanno questi incontri? Allora, l'idea nasce dal fatto che, soprattutto a seguito della pandemia, i numeri ci dicono che la disoccupazione sta colpendo in primis il settore femminile, oltre che dei giovani. Quindi abbiamo pensato, insieme al Centro Antiviolenza, che si occupa anche della prevenzione della violenza, e sappiamo che essere indipendenti dal punto di vista economico significa essere anche sicure, e avere un lavoro significa avere una certa indipendenza appunto anche economica. Abbiamo pensato di organizzare queste 3 serate dedicate alle possibilità che il post pandemia apre anche alle donne. Partiamo venerdì 19 marzo alle 18, incontro online gratuito sul sito del Comune di Vittorio Veneto, pagina Facebook o pagina anche YouTube, sempre del Comune di Vittorio Veneto. La prima sarà una serata condotta in collaborazione con la Fondazione Corazzin della CISL di Belluno e Treviso, e appunto gli studiosi, i ricercatori della Fondazione Corazzin ci presenteranno prima di tutto i numeri. Quindi daremo una lettura di quelli che sono i dati della nostra provincia, del nostro territorio, per capire quale sia la situazione di partenza. Dopodiché avremo un breve intervallo dedicato ad una lettura della nostra attrice Katiuscia Bonato, che racconta una storia verosimile, una storia del Centro Antiviolenza, che dimostrerà proprio come senza lavoro non ci può essere libertà per una donna. E quindi passeremo alla parte propositiva della serata, con 2 testimonianze di 2 imprenditrici donne che si sono reinventate il modo di lavorare prima e dopo la pandemia. 2 testimonianze di motivazione che anticiperanno la chiusura con una esperta di Veneto Lavoro che ci presenterà quali siano le nuove prospettive del mondo del lavoro nella nostra provincia. Questo per la prima serata. Mercoledì prossimo, invece, parleremo di un altro aspetto, cioè di come trovare la motivazione in noi stesse. Abbiamo visto e abbiamo sentito molte delle donne che frequentano i nostri uffici, che frequentano la nostra città, dirci mi piacerebbe, oppure durante la pandemia ho avuto un'idea. Bene, come si fa a trovare la forza e il coraggio perché un'idea divenga una vera attività imprenditoriale? Oppure una vera attività lavorativa. Quindi avremo Delisena Maggiolo, sempre di Veneto Lavoro, che ci aiuterà a capire quale sia la strada per trovare la motivazione in se stesse. Concluderemo poi, dopo Pasqua, il 14 aprile, con un intervento più tecnico, dove cioè ci verranno presentate le possibilità che ci danno i bandi regionali, locali, anche nazionali, sia a livello di formazione per rimettersi in gioco come donne, sia a livello anche di contributi economici. Molto interessante sarà poi l'intervento di uno specialista di Crédit Agricole Friuladria che ci racconterà che cosa il microcredito metta a disposizione per le donne. Concluderemo poi, ciliegina sulla torta, con le informazioni che 2 club al femminile territoriali, il Soroptimist International da una parte e l'Innerwill dall'altra, con cui appunto le 2 presidenti ci racconteranno quali fondi i 2 club mettono a disposizione per donne che realmente vogliano ripensarsi e rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Quindi un percorso che parte dall'analisi dei dati, fondamentale, per divenire poi sempre più tecnico, specifico e anche molto concreto. Ritengo una vera occasione per tutte le donne, non solo per conoscere, ma anche per riconoscersi e ritrovare la propria dignità di donna che vuole lavorare. L'Innerwill International è un'associazione femminile che ha sempre avuto a cuore i più deboli, principalmente le donne e i bambini, purtroppo. E quindi, come sappiamo, avere un lavoro, avere un'autonomia, un'indipendenza, ha un effetto benefico sulla percezione di sé, sulla sicurezza di sé, e quindi dà la possibilità di trovare in sé le risorse psicologiche, le risorse interiori per poter
abbandonare una relazione difficile, per poter abbandonare una relazione abusante, avendo un'indipendenza economica che permette di non dipendere più da nessuno se non da se stessi. E questo era quello che avevamo in mente aderendo a questa iniziativa meritevole. Il nostro auspicio è sicuramente che queste possibilità si moltiplichino. Noi abbiamo questa attenzione da molto tempo, diciamo che l'idea di dare un sostegno concreto alle donne in difficoltà, in relazioni violente, viene da lontano, perché era un progetto nato già nel 2018-19 con la nostra precedente presidente Daniela Donati. Poi purtroppo il progetto per il quale avevamo raccolto i fondi non si è concretizzato e ci è rimasto questo desiderio, questa voglia. Abbiamo trovato questo bel filone molto concreto soprattutto, che può dare veramente dei risultati, e quindi ci siamo buttate proprio a pesce, direi. E è sicuramente nostro intento continuare su questa linea, anche perché purtroppo il problema è grave, è serio e non si risolverà certamente nel giro di poco tempo, per cui ci sarà sempre bisogno di qualche attività, di qualche intervento, e noi siamo qui.